Sì. Siusi e Patrizia News. Eccola qua. Visita il turismo, siamo tornati. Va bene, comunque, dopo agosto che cosa trovate sul nostro sito web? Cosa? Trovate naturalmente le Ville Medice, quelle che ho fatto nuove. Quella che vi racconto questa settimana è quella di Cerreto Guidi. Cerreto Guidi, quindi una villa veramente molto interessante dove c'è la storia di Isabella, che non si capisce se è stata ammazzata dal marito oppure non è stata ammazzata dal marito, bisogna sempre tutte queste storie molto molto strane e molto noir, e Isabella appunto aveva anche scritto un madrigale che abbiamo registrato, quindi potete sentirlo e vederlo. La villa di Cerreto Guidi, Ville Medice. Con annesso Madrigrale. Madrigrale. No, Madrigale. Con annesso com'è? Madrigale. Madrigale. Poi che poi Madrigale è una canzone, canzone di fammi Isabella. andare avanti. Settembre, tempo di sagre gastronomiche. Dal 20 settembre al 13 ottobre in provincia di Verona c'è la Fiera del Riso di Isola della Scala, risotto. E dal 19 al 30 settembre a Sandrigo, provincia di Vicenza, c'è la sagra del baccalà, ovviamente alla vicentina. In Emilia Romagna, dal 14 al 22 settembre, torna tra le valli dell'Appennino di Parma la fiera del fungo di Borgotaro IGP. Dal 28 settembre al 13 ottobre a Comacchio, la mitica sagra dell'anguilla. Andiamo al centro-sud, la sagra della castagna di Villa Vallelonga, siamo in provincia di Aquila, è dal 20 al 22. E quindi potete viaggiare fra tutte queste saghe e mangiare come dei matti. Non è mica finito. Dal 20 al 29 c'è il Couscous Fest a San Vitolo Capo. E fino al 15 settembre è in corso anche il mitico Peperoncino Festival a Diamante in Calabria. Oh, che bello! Bellissimo, un bellissimo settembre all'insegna delle fiere, delle sagre. Si mangia, si assaggia, bellissimo. Si vedono posti. Allora, ecco, invece una cosa che quest'anno si è molto vista, abbiamo parlato di agosto, come è andato agosto. La cosa più evidente che c'è stata ad agosto è che in ogni luogo dove si andava era tutto pieno così, a meno che non andaste, non lo so, a Rocca Malatina appunto, però altrimenti la mitica Rocca Malatina, altrimenti niente, trovate gente. E appunto sull'overtourism noi abbiamo una testimonianza d'eccellenza. Tu ci sei andato a Bali, vero? Sì. Ecco, come l'hai trovato? Hai visto tutte le cose? Ecco, Valentina invece non ha visto niente perché era tutto pieno. Sentiamo cosa ci racconta. Anche Bali? Ciao Siusi, sono a Bali e al termine di un periodo passato qui e ho sentito proprio di doverti contattare perché ho documentato l'overtourism che purtroppo si è abbattuto ormai, come ben sappiamo, da molti anni su questa isola. Questa è la cima del vulcano Batur, 1717 metri, guarda, centinaia di persone alle 6 di mattina. È terribile questa foto mia sullo sfondo che adesso vedrai non presenta un uccellino come potrebbe sembrare a un primo sguardo, ma un drone. E poi ecco, queste sono le immagini delle ghili, quindi siamo a Lombok. Lombok sta messa meglio, sicuramente c'è meno turismo, ma queste sono le scene delle persone che vanno a vedere le statue sottomarine di Gili Meno. È davvero una battaglia di pinne, piedi, gente che si fa largo per fare una foto sottomarina, insomma davvero quanto non vorremmo trovare in un'isola corallina e nella pace di una vacanza estiva. Questa era Gili Meno. Infine questa è Jimbaran, la spiaggia di Jimbaran con un forte fumo dovuto ai troppi ristoranti, come puoi vedere è quasi difficile tenere letteralmente gli occhi aperti. È qualcosa di cui
dobbiamo tenere conto anche per proporre itinerari turistici diversi come tu fai da così tanto tempo, quindi grazie e ci sentiamo presto. Beh, davvero terribile, hai capito? terribile. Ormai No, proprio ci lamentiamo noi, ma evidentemente il fenomeno è mondiale. Allora, se volete schivare un attimo l'overtourism, guarda qua, è un periodo in cui ci sono molte iniziative di turismo rurale, ecco. Cioè in campagna, agricoltura, prodotti. Per esempio, il movimento turismo del vino organizza fra settembre e ottobre cantine aperte. Certo, vedete sul sito movimentoturismodelvino.it. Sì. Poi in ottobre la strada dell'olio DOP promuove soprattutto in Umbria i frantoi aperti per assaggiare l'olio nuovo. Sì. E comunque c'è un boom di turismo dei caseifici anche, perché il 21 e il 22 settembre ci sarà Open Day dei caseifici italiani. Formaggi di tutti i tipi. Ma te hai sempre roba da mangiare, eh? No, ma capisci, l'enogastronomia è un filo conduttore. È il volano del turismo. Il volano, il brava, volano che bella parola. Ma io so tutte io. Vai avanti. Allora, un ultimo appuntamento per organizzare le vostre gite fuori porta. Il 21 di settembre, segnatevelo, c'è la giornata internazionale della pace, dove? Ad Assisi naturalmente, perché appunto c'è un bisogno incredibile, noi parliamo di viaggi, di turismo, ma che viaggi di turismo si può fare mai nei luoghi di guerra, quando c'è la guerra, no? Quindi la cosa fondamentale è la pace per poter pensare di sopravvivere e vivere. Turismo quindi, è pace, dove non c'è pace non ci può essere turismo e la pace è la necessità primaria. E quindi tutti ad Assisi il 21 settembre dalle 10 alle 17 c'è un movimento appunto che parte da lì e che durerà tutto l'anno e che sarà veramente un grido di allarme e un richiamo per la pace. Ecco, se volete poi, come dire, stare in una zona adiacente al tema della pace, c'è il tema della letteratura, e settembre è veramente il mese dei festival letterari. Vediamo di capire qualcosa, di leggere, di capire qualcosa. C'è appena stato il Festival Letteratura di Mantova, è uno dei più importanti, certo. Ma è ancora in corso i dialoghi di Trani fino al 22 settembre, certo. Dal 18 al 22 appunto c'è anche Pordenone Legge. Poi c'è Torino Spiritualità dal 25 al 29 settembre. Quest'anno si intitola Come i legni storti. Come legni storti? No, è serissimo. Il tema è l'imperfezione, l'errore e l'inciampo. Dal 25 al 29 a Gubbio c'è il Festival del Medioevo, con lezioni di storia, letture e incontri, e dal 27 al 29 settembre in Sicilia c'è il Catania Book Festival. Ecco, e poi ci sono io, certo, perché quello che... Come dimenticarti? No, esatto, quello che voi non sapete, non potete imparare in tutti questi festival, sono appunto i temi che invece io sviluppo in questo viaggio, che è un viaggio come Marco Polo, no? Il milione della Siusi praticamente, si farà appunto questo incontro, questa conferenza spettacolo il 15 settembre al Club Tenco, quello di... Al Club Tenco? Sì. Tu al Club Tenco? Sì. Oh mamma mia. Sì, quello di... ma ti rendi di Sanremo. Ma sì, ma è un tempio, Ah sì? Ma bello, dai, allora ci sono stati tutti. Che ingiustizia. C'è inventato lei al Club Tenco. Perché dovevano invitare te. Comunque in ogni caso, ecco, il tema è appunto anche tutta un'altra storia, ci sono tante cose che non quadrano anche nella nostra storia, nella storia che ci è sempre stata raccontata, e io insomma cerco di raccontarla appunto attraverso i viaggi che ho fatto. Quindi tutti a Sanremo al Club Tenco il 15 di settembre. Vabbè, il nostro tempo è scaduto e quindi a questo punto saluta e ci vediamo la settimana prossima. Vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Avevo già detto, comunque avete capito bene, vi salutiamo e ci vediamo la settimana prossima. Mi sembra chiaro, no? Vabbè, ciao! Ciao! Isabella de' Medici era una delle donne più colte del suo tempo.
Il 16 luglio 1576 Isabella muore qui, proprio a Cerreto Guidi. Cos'è successo? Isabella può essere stata uccisa dal marito proprio su questo letto, strangolata.